passato ormai l'anno dalla prima scossa, alla quale sono seguite altre, fortissima quella d'ottobre, fino a gennaio. Oggi siamo qui a ricordare un anno che è stato un anno di duro impegno, di forte lavoro da parte di tutte le istituzioni regionali per rispondere ai tanti cittadini marchigiani che si sono trovati nel corso del pre-sisma senza un'abitazione, senza più un'attività. È un anno di lavoro importante, ci troviamo già ad avere tutti gli strumenti per la ricostruzione, un fatto eccezionale, in un tempo così stretto avere quello che serve per ripartire. È un anno in cui è possibilità l'emergenza, il lavoro fatto sulle casette, oggi abbiamo 78 cantieri che stanno operando in tutto il territorio per riportare le persone nei borghi da dove sono e dove vogliono tornare, una macchina forte che riguarda le macerie, 125.000 tonnellate già rimosse, l'80% delle macerie pubbliche. Per fare un paragone, il terremoto dell'Aquila a distanza di un anno rimosse 50.000 tonnellate, quindi è stato fatto un lavoro importante e devo dire anche di grande qualità, dalla separazione dell'amianto alla separazione dei materiali, alla restituzione alle famiglie di quei beni preziosi che sono gli oggetti che uno ha dentro casa. E prezioso può essere anche una fotografia. Un lavoro significativo fatto ovviamente per l'agricoltura, in modo particolare gli allevatori che sono stati più duramente colpiti. Devo dire colpiti molte volte, perché prima colpiti dal sisma, poi colpiti da neve, più sisma, oggi colpiti dalla siccità, è un anno orribile per loro. Il 90% delle stalle sono state realizzate. Importante anche le risorse che riguardano gli investimenti. In un anno sulle Marche, solo per la parte investimenti, parliamo di 1.150 milioni. Cioè il governo non solo ha dato gli strumenti normativi che riguardano per la prima volta anche le seconde case in termini di ricostruzione, ma ha anche stanziato risorse importantissime per la ripartenza. Per le Marche, dove un terzo della regione è stato colpito dal terremoto, dove abbiamo 32.000 sfollati, 87 comuni nel cratere, altrettanti comuni che hanno avuto danni fuori dal cratere. Non è solo un fatto di immediatezza, è anche un fatto di prospettiva. Poter contare oggi sugli strumenti e sulle risorse è il segnale più forte che possiamo dare ai nostri cittadini. Dire: avete tutto quello che serve, abbiamo tutto quello che serve per ripartire. A distanza di un anno possiamo guardare avanti con fiducia. L'apertura della scuola è garantita, è chiaro ancora in condizioni provvisorie, precarie come necessario. Sappiamo quante scuole sono già state finanziate, oltre 50 scuole più le 10 della ricostruzione dei rani e quelle donate. Logico che queste arriveranno con tempi diversi, però la partenza delle scuole è garantita, anche perché grazie sempre, devo dire, al governo è stato permesso un doppio binario che ci permette di mantenere più classi anche nelle aree interne, benché oggi qualche famiglia continui a iscrivere sulla costa, che permetterà nel percorso di rientro di poter tornare nelle scuole d'origine. Quindi una partenza rafforzata proprio per rispondere alle esigenze del sisma.